La sfida del Vangelo nel quotidiano. Monsignor Tanasini sta incontrando in questi giorni i lavoratori di diverse realtà produttive del territorio, proposta a tutti l'attualità del messaggio evangelico. Veglie di affidamento del tempo estivo di crescita dei giovani. Al termine del percorso di formazione a Rupinaro, il momento di preghiera e la riflessione sul tema libertà. Una piccola edicola per una memoria collettiva. È stata restaurata a Sestri Levante l'edicola mariana sul ponte medievale di Santo Stefano del Ponte, punto di sosta irrinunciabile lungo le antiche vie di comunicazione. Europa, luogo della persona, aperto al dialogo inclusivo e solidale. Il messaggio del Papa alla conferenza Rethinking Europe di 2 anni fa, reso attuale dal recente voto europeo. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo proponendovi un lungo servizio che ci porta in alcune aziende del nostro territorio visitate dal vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini negli ultimi giorni. Si tratta dei consueti appuntamenti per la celebrazione del precetto pasquale che hanno toccato appunto nel corso di quest'ultima settimana l'Ailex di Chiavari, la SEAC di San Colombano Certenoli e l'Arinox di Riva Trigoso. È stata l'occasione per Monsignor Tanasini per proporre a dipendenti, lavoratori e dirigenti una riflessione sull'incidenza del Vangelo nel quotidiano, ma è anche stata l'occasione in alcuni casi per fare il punto sulla situazione occupazionale e le prospettive socio-economiche del nostro territorio. Vediamo. Monsignor Tanasini ha celebrato il precetto pasquale alla Ailex di Chiavari, ex Lames, un appuntamento che si ripete ogni anno, che è anche un'occasione di incontro fra il pastore della diocesi e il personale e i dirigenti della fabbrica. Il vescovo ha proposto una riflessione tratta dalla liturgia del giorno, soffermandosi sull'annuncio del Vangelo in Asia Minore da parte di Paolo e Barnaba, e ha descritto in particolare da un lato il loro impegno nella diffusione della fede, dall'altro l'entusiasmo di chi accoglieva tale annuncio. È una scoperta di vita nuova, che entusiasma e ci fa pensare a noi, per i quali sembra che il Vangelo sia cosa passata. Come mai il Vangelo annunciato negli ambienti anche pagani suscita invece tanto interesse? La riflessione non è stata una mera esegesi biblica, ma un forte aggancio con la realtà concreta della vita di fabbrica e del lavoro. Monsignor Tanasini lo ha spiegato proseguendo la sua riflessione sul Vangelo proposto dalla liturgia del giorno e osservando che di fatto ciascuno è chiamato nella vita a prendere posizione di fronte a Cristo e alla sua proposta. È la stessa ragione per cui la Chiesa si occupa del mondo del lavoro e dell'economia, non tanto per proporre ricette o soluzioni, quanto piuttosto per evidenziare la legge fondamentale che è l'uomo redento da Cristo. Guardiamo un po' la nostra vita quotidiana. Ci meravigliamo che la Chiesa parli del mondo del lavoro, parli dell'economia, ma la Chiesa ne parla non come economisti, non come manager, ma guardando all'uomo e scoprendo le esigenze che ci sono del valore della persona umana e nel desiderio che il lavoro sia esso stesso strumento di realizzazione dell'uomo. E se è così, allora ci sono delle esigenze e la Chiesa mette in evidenza queste esigenze. Mettere la propria vita quotidiana in discussione di fronte al Vangelo è l'invito che il vescovo ha formulato alla Arinox di Riva Trigoso, dove ha celebrato il precetto pasquale, una occasione ormai tradizionale di incontro. Anche quest'anno Sua Eccellenza è riuscito a venire a celebrare la Santa Messa qui da noi. Ormai è una tradizione che si ripete. Penso che questa sia la quinta volta che viene in Arinox e ci fa piacere tutte le volte riuscire a mostrargli qualcosa di nuovo, segno che l'azienda si sta sviluppando. Mi ricordo le prime volte che è venuto, penso circa 7 anni fa, eravamo agli inizi di questo investimento che stiamo portando a termine.
Il fatto che lui tutte le volte voglia condividere con noi questa giornata è molto sentito da tutto il personale. Facendo riferimento al Vangelo, il Vescovo ha descritto il processo a cui Gesù è andato incontro nella sua passione e ha sottolineato come tutti siamo chiamati ad essergli testimoni nei processi a cui anche oggi Cristo stesso è sottoposto. Ecco, tocca a noi allora decidere come partecipare a questo processo. E credo che la nostra partecipazione sia fonte di vita nuova, di vita autentica, che porta nella nostra vita il gusto della bontà e della verità, dell'amore autentico e della luce. La presenza del pastore della diocesi e la vicinanza della chiesa locale sono state particolarmente significative per Arinox, che sta portando avanti gli investimenti avviati alcuni anni fa in un contesto più complesso dal punto di vista economico. È un anno difficile per noi perché il mercato è molto più complicato degli anni passati, principalmente dovuto ai dazi americani e alla crisi del settore dell'auto. Nonostante questo gli investimenti stanno andando a termine. Quest'anno entrerà in produzione il nuovo forno di ricottura e a fine anno gli slitter. Saremo pronti per ripartire e grazie al lavoro di tutti riusciremo anche a superare questo momento di difficoltà. Vivere il Vangelo è di per sé una testimonianza e può cambiare il cuore. Lo ha sottolineato il vescovo Alberto Tanasini celebrando la messa alla SEAC Sub di San Colombano. Descrivendo alcune delle vicende raccontate negli Atti degli Apostoli, il pastore della diocesi ha sottolineato come l'onestà di Paolo e Barnaba, che non sfuggono ai loro carcerieri, sebbene le circostanze li mettano in condizione di farlo, diventi fonte di conversione per chi è testimone della loro condotta. È il miracolo dell'onestà, ha osservato Monsignor Tanasini, un evento che appare raro soprattutto oggi. Un gesto che muove il cuore di quell'uomo, il carceriere, e lo porta alla fede. E questo è segno, è richiesto dal Vangelo. Paolo e Barnaba fanno questo gesto proprio perché sono fedeli al Vangelo. La fedeltà al Vangelo diventa anche possibilità per uno sguardo diverso sull'esperienza più dolorosa della vita, quella del distacco. Il vescovo ne ha parlato in riferimento al brano evangelico proposto dalla liturgia del giorno. Di fronte ai distacchi, ha osservato il pastore della diocesi, il nostro sentimento si ferma alla perdita e non alimenta più la domanda sul dopo, sull'eternità e sulla fine dell'esistenza terrena. Non abbiamo paura di parlare dell'eternità. Il Signore ci ha squarciato il buio, il velo del cielo. Questa è la chiamata ultima, forte, decisiva della nostra vita. È vero, noi possiamo anche rinunciarci, ma in questo modo rischiamo di fallire tutto. Non è un'illusione quella che l'annuncio del Vangelo ci propone. Io con voi qui riaffermo la risposta a dove vai è la risposta dell'eternità. Il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile ha organizzato in questo periodo di fine anno scolastico un corso di formazione, un tempo di riflessione e di approfondimento per i ragazzi che si apprestano a prestare servizio come animatori nei campi estivi nel territorio della nostra diocesi. Al termine di questo percorso di formazione c'è stata una veglia di preghiera nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari per affidare appunto il tempo estivo. Vediamo. Alla vigilia della partenza del tempo estivo, con i campi da preparare e poi da fare, perché riscoprire l'importanza di un tempo per sostare? Ma il desiderio che ormai da qualche anno anima un po' l'inizio dell'estate è quella di affidare nelle mani di chi è più grande di noi questo tempo di servizio. In modo particolare quest'anno abbiamo desiderato scegliere di vivere questo momento aiutati dalla parola libertà
e sentiamo che è una parola urgente ma anche bella, presente soprattutto nel cuore dei giovani. Tutti noi siamo abitati da questo desiderio grande che è quello dell'essere liberi, e stasera abbiamo provato insieme, aiutati dalla parola di Dio, a scoprire qual è la sorgente della vera libertà. È Gesù stesso che ci insegna, Lui che si è fatto libero, ecco, con la sua parola, con i suoi gesti, e ha vissuto anche questa esperienza proprio nel dono totale della sua vita. La veglia di questa sera si inserisce al termine di un percorso formativo dedicato ai giovani animatori. Quale ruolo ha oggi la formazione degli animatori in vista di un servizio educativo? Anche il tempo dell'estate è già di per sé stesso un tempo di formazione. Certamente non ci si improvvisa quando si vive un tempo così, soprattutto accompagnando i giovani, ma c'è bisogno prima di tutto noi di ritrovare e riscoprire dentro di noi, dentro il cuore, le ragioni più profonde, ecco, che ci spingono a servire. Certamente c'è una chiamata, la chiamata di qualcuno, può essere il parroco, uno degli animatori più grandi della parrocchia, che ci hanno chiesto di vivere questo servizio, ma dentro questa chiamata che si fa presente attraverso la voce di qualcuno, c'è innanzitutto la chiamata di Dio, che ci invita a spendere la nostra vita amando gli altri e vivendola proprio come un servizio autentico al Vangelo. Sestri Levante ha vissuto un momento di festa con l'inaugurazione dell'edicola mariana che si trova sul ponte medievale che ricade nella zona di Via Nazionale, territorio parrocchiale di Santo Stefano del Ponte. È un punto di memoria forte per gli abitanti di Sestri Levante. L'edicola mariana era stata edificata, secondo i documenti storici, attorno al 1700 ed è stata restaurata già una prima volta nel 1900, ma è stata riportata all'antico splendore proprio con quest'ultimo intervento di restauro finanziato anche grazie al contributo dell'amministrazione comunale. Vediamo. A quando risale la storica edicola sul ponte nella zona della parrocchia di Santo Stefano? La prima testimonianza più antica è del 1579, quando il vescovo di Brugnato, Monsignor Mascardi, in visita pastorale, nella sua relazione ne attesta la presenza. Non sappiamo però nessun particolare sull'edicola. Si trova però su un ponte che ha una caratteristica importante per questa zona. Sì, è un ponte di origine, un ponte medievale, ristrutturato poi agli inizi del Settecento. Questo ponte rappresentava la via di accesso dal borgo alla Pieve di Sestri ed era un punto viario, prima dell'avvento della moderna viabilità carrabile, abbastanza importante per l'intersezione di varie strade, sia costiere che muovevano anche verso l'interno e addirittura poi tramite la Val di Vara fino all'Emilia. Chi passava su questo ponte e come ci transitava? Chiaramente la viabilità era per i pedoni, era importante anche per i trasporti a dorso di mulo e proprio la struttura del ponte era pensata, proprio strutturata in questo modo per questi trasporti che muovevano appunto verso tutte le frazioni e verso l'interno, anche verso la pianura padana. A un certo punto sul ponte appare questa edicola mariana, viene costruita. Di chi è? A chi appartiene? L'edicola è un bene pubblico perché è sul ponte pubblico, non è della parrocchia, non è di privati. E nel corso della ristrutturazione del ponte nel 1724 un intervento che ha portato anche a un grosso intervento di bonifica, perché le acque del Gromolo esondavano molto spesso, quindi erano un problema. Intervennero appunto dei senatori della Repubblica genovese. È stato poi nell'ambito di questo intervento anche sistemata l'edicola e infatti la lapide marmorea che è posta nello zoccolo dell'edicola stessa attesta questo intervento, l'intervento di bonifica delle acque.
interviene in questo momento anche la dedicazione alla Madonna, il culto del Carmine era ormai una realtà assodata, proprio perché proteggesse anche proprio da queste esondazioni del Gromolo. Infatti nell'edicola viene definita la Signora delle Acque. Questa edicola adesso è stata restaurata completamente perché si trovava in uno stato di degrado. Che cosa è successo, insomma? Più che altro col tempo, perché se riferiamo dal Settecento ai nostri giorni è passato un po' di tempo, c'erano delle crepe che ne minavano la stabilità e rischiava questa edicola, anche se apparentemente sì un po' rovinata, ecco, però con queste crepe rischiava di rovinare appunto e di cadere sul ponte. È stata ripresa e riportata al suo splendore. Ecco, dobbiamo anche dire che oltre all'intervento del Settecento c'era stato già un altro intervento agli inizi del Novecento che avevano dato appunto all'edicola l'aspetto attuale, perché inizialmente era un pochettino diversa rispetto alla presenza, alla figura attuale. Adesso si festeggia per il restauro, quando si terrà questo momento, a che ora e dove? La festa si svolgerà venerdì sera, venerdì 31 maggio alle 21, con un primo momento nei locali della scuola materna parrocchiale, che è nella piazza Santo Stefano, lì molto vicino al ponte, in cui verranno presentati nel dettaglio anche gli interventi di restauro eseguiti, oltre un po' alla presentazione storica del bene. Poi ci trasferiremo sul ponte per la preghiera e la benedizione e poi un momento finale di festa ancora nel giardino della scuola materna. Il Comune ha sostenuto con un contributo di oltre 20.000 euro questo recupero, in accordo con la comunità di Santo Stefano del Ponte, proprio consapevoli che l'edicola, oltre ad essere pregevole dal punto di vista estetico, è sempre stata un riferimento identitario, culturale per tutta la comunità. È stato fatto un restauro molto attento sia dal punto di vista architettonico che proprio di recupero delle notizie sul percorso dell'edicola, in collaborazione con la soprintendenza, con l'architetto Maggio, insomma con tante persone che sono state vicine al progetto e anche tanti volontari che hanno seguito il percorso, per cui insieme al parroco Don Marco Torre, insieme alla comunità di Santo Stefano del Ponte e all'amministrazione comunale ci è sembrato giusto avere questo momento pubblico di inaugurazione venerdì sera alle 21 proprio sul ponte, sul ponticello, invitando tutti i cittadini a partecipare. Siamo a pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo, una circostanza che ha portato ad una riflessione sul senso, sul significato dell'appartenenza all'Unione Europea. E allora tornano alla mente le parole pronunciate il 28 ottobre del 2017 da Papa Francesco nel corso della conferenza Rethinking Europe, che venne organizzata dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea in collaborazione con la Segreteria di Stato Vaticana. Allora riascoltiamo insieme il contenuto di quell'intervento pronunciato dal Santo Padre, che mise in luce come l'Europa sia fondata sui suoi valori, che sono innanzitutto la centralità della persona e il valore imprescindibile dell'inclusione e della solidarietà. Il dialogo di questi giorni ha fornito l'opportunità di riflettere in modo ampio sul futuro dell'Europa da una molteplicità di angolature, grazie alla presenza tra voi di diverse personalità ecclesiali, politiche, accademiche o semplicemente provenienti dalla società civile. I giovani hanno potuto proporre le loro attese speranze, confrontandosi con i più anziani, i quali a loro volta hanno voluto l'occasione di offrire il loro bagaglio carico di riflessione e esperienza. È significativo che questo incontro abbia voluto essere anzitutto un dialogo, nello spirito di un confronto libero e aperto, attraverso il quale arricchirsi vicendevolmente e illuminare la via del futuro dell'Europa, ovvero il cammino che tutti insieme siamo chiamati a percorrere per superare le crisi che attraversiamo
e affrontare le sfide che ci attendono. Parlare di un contributo cristiano al futuro del continente significa anzitutto interrogarsi sul nostro compito come cristiani oggi, in queste terre così riccamente plasmate nel corso dei secoli dalla fede. Qual è la nostra responsabilità in un tempo in cui il volto dell'Europa è sempre più connotato da una pluralità di culture e di religioni, mentre per molti il cristianesimo è percepito come un elemento del passato, lontano, strano. Persona e comunità. Nel tramonto della civiltà antica, mentre le glorie di Roma divenivano quelle rovine che ancora oggi possiamo ammirare in città, mentre nuovi popoli premevano sui confini dell'antico impero, un giovane fece riecheggiare la voce del salmista. Chi è l'uomo che vuole la vita e desidera vedere i giorni felici? Nel proporre questo interrogativo nel prologo della regola, San Benedetto pose all'attenzione dei suoi contemporanei e anche nostra una concezione dell'uomo radicalmente diversa da quella che aveva contraddistinto la classicità greco-romana e ancor più di quella violenta che aveva caratterizzato le invasioni barbariche. L'uomo non è più semplicemente un civis, un cittadino dotato di privilegi da consumarsi nell'ozio. Non è più un miles, combattivo servitore del potere di turno. Soprattutto non è più un servus, merce di scambio priva di libertà, destinata unicamente al lavoro e alla fatica. San Benedetto non bada alle condizioni sociali, né alla ricchezza, né al potere detenuto. Egli fa appello alla natura comune di ogni essere umano, che, qualunque sia la sua condizione, brama certamente la vita e desidera giorni felici. Per Benedetto non ci sono ruoli, ci sono persone. Non ci sono aggettivi, ci sono dei sostantivi. È proprio questo uno dei valori fondamentali che il cristianesimo ha portato, il senso della persona, costituita a immagine di Dio. A partire da tale principio si costruiranno i monasteri che diverranno nel tempo culla della rinascita umana, culturale, religiosa ed anche economica del continente. Il primo e forse il più grande contributo che i cristiani possono portare all'Europa di oggi è ricordarle che essa non è una raccolta di numeri o di istituzioni, ma è fatta di persone. Purtroppo si nota come spesso qualunque dibattito si riduca facilmente ad una discussione di cifre. Non ci sono i cittadini, non ci sono i voti, ci sono i voti. Non ci sono i migranti, ci sono le quote. Non ci sono lavoratori, ci sono gli indicatori economici. Non ci sono i poveri, ci sono le soglie di povertà. Il concreto della persona umana è così ridotto ad un principio astratto, più comodo e tranquillizzante. Se ne comprende la ragione, le persone hanno volti, ci obbligano ad una responsabilità reale, fattiva, personale. Le cifre ci occupano con ragionamenti anche utili e importanti, ma rimarranno sempre senza anima. Ci offrono l'alibi di un disimpegno perché non ci toccano mai nella carne. Riconoscere che l'altro è anzitutto una persona significa valorizzare ciò che mi unisce a lui
L'essere persone ci lega agli altri, ci fa essere comunità. Dunque, il secondo contributo che i cristiani possono apportare al futuro dell'Europa è la riscoperta del senso di appartenenza ad una comunità. Non a caso i padri fondatori del progetto europeo scelsero proprio tale parola per identificare il nuovo soggetto politico che andava costituendosi. La comunità è il più grande antidoto agli individualismi che caratterizzano il nostro tempo, a quella tendenza diffusa oggi in Occidente a concepirsi e a vivere in solitudine. Si fraintende il concetto di libertà, interpretandolo quasi fosse il dovere di essere soli, sciolti da qualunque legame, e di conseguenza si è costruita una società sradicata, priva del senso di appartenenza e di eredità. E per me questo è grave. I cristiani riconoscono che la loro identità è anzitutto relazionale e si sono inseriti come membra di un corpo, la Chiesa, nel quale ciascuno con la propria identità e peculiarità partecipa liberamente all'edificazione comune. Analogamente, tale relazione si dà anche nell'ambito dei rapporti interpersonali e della società civile. Dinanzi all'altro, ciascuno scopre i suoi pregi e i difetti, e i suoi punti di forza e le sue debolezze. In altre parole, scopre il suo volto, comprende la sua identità. La famiglia come prima comunità rimane il più fondamentale luogo di tale scoperta. In essa la diversità è esaltata e nello stesso tempo è ricompresa nell'unità. La famiglia è l'unione armonica delle differenze tra l'uomo e la donna, che è tanto più vera e profonda quanto più è generativa, capace di aprirsi alla vita e agli altri. Parimenti, una comunità civile e viva, se sa essere aperta, se sa accogliere la diversità e le doti di ciascuno, nello stesso tempo se sa generare nuove vite, come pure sviluppo, lavoro, innovazione e cultura. Persona e comunità sono dunque le fondamenta dell'Europa che come cristiani vogliamo e possiamo contribuire a costruire. I mattoni di tale edificio si chiamano dialogo, inclusione, solidarietà, sviluppo e pace. Un luogo di dialogo. Oggi tutta l'Europa, dall'Atlantico agli Urali, dal Polo Nord al mare Mediterraneo, non può permettersi di mancare l'opportunità di essere anzitutto un luogo di dialogo. Dialogo sincero e costruttivo allo stesso tempo, in cui tutti i protagonisti hanno pari dignità. Siamo chiamati a edificare un'Europa nella quale ci si possa incontrare e confrontare a tutti i livelli, in un certo senso come lo era l'Agorà antica. Tale era infatti la piazza della Polis, non solo spazio di scambio economico, ma anche cuore nevralgico della politica, sede in cui si elaboravano le leggi per il benessere di tutti, luogo in cui si affacciava il tempo così che alla dimensione orizzontale della vita quotidiana non mancasse mai il respiro trascendente che fa guardare oltre l'effimero, il passeggero e il provvisorio. Ciò che spinge a considerare il ruolo positivo e costruttivo che in generale la religione possiede nell'edificazione della società.
Penso ad esempio al contributo del dialogo interreligioso nel favorire la conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani in Europa. Purtroppo un certo pregiudizio laicista, ancora in auge, non è in grado di percepire il valore positivo per la società del ruolo pubblico e oggettivo della religione, preferendo relegarla a una sfera meramente privata e sentimentale. Si instaura così pure il predominio di un certo pensiero unico, assai diffuso nei consensi internazionali, che vede nell'affermazione di un'identità religiosa un pericolo per sé e per la propria egemonia, finendo così per favorire un'artefatta contrapposizione fra il diritto alla libertà religiosa e altri diritti fondamentali. C'è un divorzio fra loro. Favorire il dialogo, qualunque dialogo, è una responsabilità basilare della politica e purtroppo si nota troppo spesso come essa si trasforma piuttosto in sede di scontro fra forze contrastanti. Alla voce del dialogo si sostituiscono le urla delle rivendicazioni. Da più parti si ha la sensazione che il bene comune non sia più l'oggettivo primario perseguito e tale disinteresse è percepito da molti cittadini. Trovano così terreno fertile in molti paesi le formazioni estremiste e populiste che fanno della protesta il cuore del loro messaggio politico, senza tuttavia offrire l'alternativa di un costruttivo progetto politico. Al dialogo si sostituisce o una contrapposizione sterile che può anche mettere in pericolo la convivenza civile o un'egemonia del potere politico che ingabbia e impedisce una vera vita democratica. In un caso si distruggono i ponti e nell'altro si costruiscono muri. E oggi l'Europa conosce ambedue. I cristiani sono chiamati a favorire il dialogo politico, specialmente laddove esso è minacciato e sembra prevalere lo scontro. I cristiani sono chiamati a ridare dignità alla politica, intesa come massimo servizio al bene comune e non come un'occupazione di potere. Ciò richiede anche un'adeguata formazione, perché la politica non è l'arte dell'improvvisazione, bensì un'espressione alta di abnegazione e dedizione personale a vantaggio della comunità. Essere leader esige studio, preparazione ed esperienza. Un ambito inclusivo. Responsabilità comune dei leader è favorire un'Europa che sia una comunità inclusiva, libera da un fraintendimento di fondo. Inclusione non è sinonimo di appiattimento indifferenziato. Al contrario, si è autenticamente inclusive allorché ci siano valorizzate le differenze, assumendole come patrimonio comune e arricchente. In questa prospettiva i migranti sono una risorsa più che un peso. I cristiani sono chiamati a meditare seriamente l'affermazione di Gesù: ero straniero e mi avete accolto. Soprattutto davanti al dramma dei profughi e rifugiati, non si può dimenticare il fatto di essere di fronte a delle persone le quali non possono essere scelte o scartate a proprio piacimento, secondo le logiche politiche, economiche o perfino religiose. Tuttavia, ciò non è in contrasto con il dovere di ogni autorità di governo di gestire la questione migratoria con la virtù propria del governante, cioè la prudenza.
che deve tener conto tanto della necessità di avere un cuore aperto quanto della possibilità di integrare pienamente coloro che giungono nel Paese a livello sociale, economico e politico. Non si può pensare che il fenomeno migratorio sia un processo indiscriminato e senza regole, ma non si possono nemmeno ergere muri di indifferenza o di paura. Da parte loro, gli stessi migranti non devono traslacciare l'onere grave di conoscere, rispettare e anche assimilare la cultura e le tradizioni della nazione che li accoglie. Uno spazio di solidarietà. Adoperarsi per una comunità inclusiva significa edificare uno spazio di solidarietà. Essere comunità implica infatti che ci sostenga a vicenda e dunque che non possono essere solo alcuni a portare pesi e compiere sacrifici straordinari, mentre altri rimangano arroccati a difesa di posizioni privilegiate. Un'Unione Europea che nell'affrontare le sue crisi non riscoprisse il senso di essere un'unica comunità che si sostiene e si aiuta e non un insieme di piccoli gruppi di interesse, perderebbe non solo una delle sfide più importanti della sua storia, ma anche una delle più grandi opportunità per il suo avvenire. La solidarietà è quella parola che tante volte sembra che si vuole cacciare via dal dizionario. La solidarietà che nella prospettiva cristiana trova la sua ragion d'essere nel precetto dell'amore, non può che essere la linfa vitale di una comunità viva e matura. Insieme all'altro principio cardine della sussidiarietà, essa riguarda non solo i rapporti fra gli Stati e le regioni d'Europa. Essere una comunità solidale significa avere premura per i più deboli della società, per i poveri, per quanti sono scartati dai sistemi economici e sociali, a partire dagli anziani e dai disoccupati. Ma la solidarietà esige anche che si recuperi la collaborazione e il sostegno reciproco fra le generazioni. A partire dagli anni 60 del secolo scorso è in atto un conflitto generazionale senza precedenti. Nel consegnare alle nuove generazioni gli ideali che hanno fatto grande l'Europa, si può dire iperbolicamente che alla tradizione si è preferito il tradimento. Al rigetto di ciò che giungeva dai padri è seguito così il tempo di una drammatica sterilità. Non solo perché in Europa si fanno pochi figli, il nostro inverno demografico, e troppi sono quelli che sono stati privati del diritto di nascere, ma anche perché ci si è scoperti incapaci di consegnare ai giovani gli strumenti materiali e culturali per affrontare il futuro. L'Europa vive una sorta di deficit di memoria. Tornare ad essere comunità solidale significa riscoprire il valore del proprio passato per arricchire il proprio presente e consegnare ai posteri un futuro di speranza. Tanti giovani si trovano invece smarriti davanti all'assenza di radici e di prospettive. Sono sradicati, in balia delle onde e trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, talvolta anche prigionieri di adulti possessivi che faticano a sostenere il compito che spetta loro. Grave è l'onere di educare, non solo offrendo un insieme di conoscenze tecniche e scientifiche, ma soprattutto adoperandosi per promuovere la perfezione integrale della persona umana, come anche per il bene della società terrena e per l'edificazione di un mondo più umano.
Ciò esige il coinvolgimento di tutta la società. L'educazione è un compito comune che richiede l'attiva partecipazione allo stesso tempo dei genitori, della scuola, dell'università, delle istituzioni religiose e della società civile. Senza educazione non si genera cultura e si inaridisce il tessuto vitale della comunità. Una sorgente di sviluppo. L'Europa che si riscopre comunità sarà sicuramente una sorgente di sviluppo per sé e per tutto il mondo. Sviluppo è da intendersi nell'accezione che il Beato Paolo VI diede a tale parola. Per essere autentico sviluppo deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Come è stato giustamente sottolineato da un eminente esperto, noi non accettiamo di separare l'economico dall'umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l'uomo, ogni gruppo di uomini, fino a comprendere l'umanità intera. Certamente allo sviluppo dell'uomo contribuisce il lavoro, che è un fattore essenziale per la dignità e la maturazione della persona. Serve lavoro e servono condizioni adeguate di lavoro. Nel secolo scorso non sono mancati esempi eloquenti di imprenditori cristiani che hanno compreso come il successo delle loro iniziative dipendeva anzitutto dalla possibilità di offrire opportunità di impiego e condizioni degne di occupazione. Occorre ripartire dallo spirito di quelle iniziative, che sono anche il miglior antidoto agli scompensi provocati da una globalizzazione senz'anima, una globalizzazione sferica, che è più attenta al profitto che alle persone. Ha creato diffuse sacche di povertà, disoccupazione, sfruttamento e malessere sociale. Sarebbe opportuno anche riscoprire la necessità di una concretezza del lavoro, soprattutto per i giovani. Oggi molti tendono a rifuggire lavori in settori un tempo cruciali perché ritenuti faticosi e poco remunerativi, dimenticando quanto essi siano indispensabili per lo sviluppo umano. Che ne sarebbe di noi senza l'impegno delle persone che con il lavoro contribuiscono al nostro nutrimento quotidiano? Che ne sarebbe di noi senza il lavoro paziente e ingegnoso di chi tesse i vestiti che indossiamo o costruisce le case che abitiamo? Molte professioni oggi ritenute di secondo ordine sono fondamentali, lo sono dal punto di vista sociale, ma soprattutto lo sono per la soddisfazione che i lavoratori ricevono del poter essere utili per sé e per gli altri attraverso il loro impegno quotidiano. Spetta parimenti ai governi creare le condizioni economiche che favoriscono una sana imprenditoria e livelli adeguati di impiego. Alla politica compete specialmente riattivare un circolo virtuoso che, a partire da investimenti a favore della famiglia e dell'educazione, consenta lo sviluppo armonioso e pacifico dell'intera comunità civile. Una promessa di pace. Infine, l'impegno dei cristiani in Europa deve costituire una promessa di pace. Fu questo il pensiero principale che animò ai firmatari dei Trattati di Roma. Dopo 2 guerre mondiali e violenze atroci di popoli contro popoli, era giunto il tempo di affermare il diritto alla pace. È un diritto. Ancora oggi però vediamo come la pace sia un bene fragile
e le logiche particolari e nazionali rischiano di vanificare i sogni coraggiosi dei fondatori dell'Europa. Tuttavia, essere operatori di pace non significa solamente adoperarsi per evitare le tensioni interne, lavorare per porre fine a numerosi conflitti che insanguinano il mondo o recare sollievo a chi soffre. Essere operatori di pace significa farsi promotori di una cultura della pace, cioè esige amore alla verità, senza la quale non possono esistere rapporti umani autentici, e ricerca della giustizia, senza la quale la sopraffazione è la norma imperante di qualunque comunità. La pace esige pure creatività. L'Unione Europea manterrà fede al suo impegno di pace nella misura in cui non perderà la speranza e saprà rinnovarsi per rispondere alle necessità e all'attesa dei propri cittadini. 100 anni fa, proprio in questi giorni, iniziava la battaglia di Caporetto, una delle più drammatiche della Grande Guerra. Essa fu l'apice di una guerra di logoramento, quale fu il primo conflitto mondiale, che ebbe il triste primato di mietere innumerevoli vittime a fronte di irrisibili conquiste. Da quell'evento impariamo che si trincera dietro le proprie posizioni, si finisce per soccombere. Non è dunque questo il tempo di costruire trincee, bensì quello di avere il coraggio di lavorare per perseguire appieno il sogno dei padri fondatori di un'Europa unita e concorde, comunità dei popoli desiderosi di condividere un destino di sviluppo e di pace. Essere anima dell'Europa. Eminenze, eccellenze, illustri ospiti. L'autore della lettera a Diogneto afferma che come l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. In questo tempo essi sono chiamati a ridare anima all'Europa, a ridestare la coscienza, non per occupare degli spazi, questo sarebbe proselitismo, ma per animare processi che generino nuovi dinamismi nella società. È proprio quanto fece San Benedetto, non a caso da Paolo VI proclamato patrono dell'Europa. Egli non si curò di occupare gli spazi di un mondo smarrito e confuso. Sorretto dalla fede, egli guardò oltre e da una piccola spelonca di Subiaco diede vita ad un movimento contagioso e irresistabile che ridisegnò il volto dell'Europa. Egli, che fu messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà, mostri anche a noi, cristiani di oggi, come dalla fede sgorga sempre una speranza lieta, capace di cambiare il mondo. Grazie. Domenica prossima, solennità dell'Ascensione, Monsignor Alberto Tanasini presiederà il canto del Vespro alle 17:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Seguirà la celebrazione della Santa Messa, che sarà trasmessa in diretta TV su Telepace. Vi ricordo inoltre che il consueto appuntamento con la Santa Messa trasmessa dalle parrocchie del nostro territorio questa domenica andrà in onda dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.